La fotografia che abbiamo preso in considerazione è stata scattata in piazza 20 settembre, a Tolmezzo, probabilmente tra fine 800 e inizio 900. Lo si deduce dall'abbigliamento delle persone ritratte. Quello che ci ha colpito della foto è la notevole differenza d'aspetto tra i due gruppi di persone che riempiono la scena. Fa pensare all'esistenza di classi sociali molto diversificate e, soprattutto, alla presenza di un ceto molto povero, che a stento riusciva a mantenere sé e la propria famiglia. Ci siamo, dunque, chiesti come la maggior parte di queste famiglie potesse vivere dignitosamente. Abbiamo trovato la risposta in questa stessa foto. Uno dei manifesti affissi alla parete esterna del municipio indica che l'emigrazione era la risposta a questa povertà. Le statistiche indicano che l'emigrazione era un fenomeno molto diffuso in questo periodo, ma per capire meglio la portata di questo fenomeno è necessario conoscere il contesto in cui nacque e si sviluppò. Nel comune di Vergegnis la parte cosiddetta della popolazione migrante rappresentava quasi il 70-75%. Tant'è vero che a un certo momento anche ho avuto come migrante il mio bisnonno, che era a lavorare a Budapest e morì a Budapest nel 1887. Seguì il nonno e poi, come ultimo, il papà, che cominciò la sua avventura di immigrante nel 1905 per completarla poi all'inizio della Grande Guerra del 1915. La situazione economica della Carnia di fine 800, inizio 900 può essere sintetizzata in una parola: emigrazione, perché la realtà socio-economica dell'area era fortemente condizionata dai processi migratori. Attraverso l'emigrazione entrava buona parte delle risorse economiche di numerosissime famiglie carniche. Solo una piccola percentuale di famiglie viveva del lavoro che si poteva trovare sul territorio, per lo più nel centro principale della Carnia, Tolmezzo. Poteva essere un lavoro di tipo operaio, c'erano boscaioli, muratori, carpentieri, artigiani, operai, o legato a specifiche professioni, nelle banche, negli uffici, avvocati, notai. Le classi popolari erano una percentuale molto più consistente rispetto alla borghesia delle professioni e alle famiglie ricche. All'inizio del secolo chi non lavorava cercavano lavoro nel bosco o nelle strade o arginare i fiumi. Le famiglie storicamente ricche e importanti, Gortani, Linussio, De Marchi ad esempio, avevano patrimoni legati al possedimento di boschi e pascoli, che erano la risorsa principale. Nella Carnia di fine 800 e inizio 900 la ricchezza principale era quella del bosco. I maggiori proprietari di boschi erano i comuni, che possedevano anche terreni. Anche se non esistevano aree più ricche di altre, alcune zone presentavano notevoli vantaggi. Gestire attività economiche, sviluppare le proprie risorse e lavorare in un periodo in cui la rete viaria non era molto sviluppata era molto più difficile per un comune di un'altra vallata rispetto ad una realtà come Tolmezzo. Nella foto si vede una coppia di sposi uscire dal municipio di Tolmezzo. Nel periodo in cui è stata scattata la foto, attorno al 1905, a Tolmezzo una parte della borghesia era atea e anticlericale. L'evidente differenza fra i gruppi di persone ritratte, abbienti e quelle in compagnia degli sposi, povere le altre, come si può notare dall'abbigliamento, fanno dedurre che i matrimoni si celebravano solo tra persone che facevano parte dello stesso ceto sociale. Fa riflettere il fatto che gli sposi stiano uscendo dal municipio e non da una chiesa, dove solitamente venivano celebrati i matrimoni. Nella foto si scorge un gruppo di bambini vestiti in maniera molto povera, alcuni addirittura scalzi. Dal 28 a 9 anni sono partito con mia sorella e di lì è cominciata l'avventura del lavoro di Parigi. Il primo lavoro le domani lavava la masseria di luci. Erano una decina di 12 operaios
che mangiava lì, aiutavo il cantiere a pulire le carriole, a fare tutti quei lavoretti di cantiere e andavo a scuola. Andavo a scuola a Celle Gournay, in un paesotto lì. Parlavo prima della condizione dei bambini facenti parte della Compagnia degli Otto e mi ricordo molto bene alcuni particolari perché me li raccontò prima di morire il papà. La vita dei due bambini si condensava in questo: al mattino sveglia alle 5:30, preparazione della colazione per i cosiddetti lavoranti, i quali dopo colazione partivano e andavano in cantiere e i due bambini rimanevano in baracca perché dovevano rassettare i letti, sistemare e pulire i tavoli e lavare le cosiddette stagnadins, piatti, eccetera, eccetera. Finito questo, dalla baracca andavano in cantiere e aiutavano i cosiddetti muratori, carpentieri, a fare i piccoli lavori, portare i mattoni, portare la malta, fare la malta, eccetera, eccetera. Alle 11:30 tornavano in baracca a preparare il pranzo, che se pioveva restavano in baracca, se no dovevano portarlo in cantiere. Finito il pranzo riportavano il tutto in baracca per lavare quanto era necessario, pulire e tornare in cantiere. Alle 4:30 tornavano in baracca a preparare la cena e finita la cena dovevano, mentre gli altri andavano a fare la partita di tresetto, briscola o d'altro o il gioco delle bocce, i due bambini dovevano pensare a pulire di nuovo quanto era da pulire, i piatti, lavare i piatti, eccetera, eccetera, e poi risistemare i cosiddetti arnesi che venivano usati durante il giorno. E tra gli arnesi, mi ricordo, mi faceva anche un po' ridere, c'era anche la pulizia degli scarponi da cantiere. E il finale era questo, da quello che mi disse il padre, che «Sai stu frutto, la roba più bella alla fine della giornata era la branda». E io, che non riuscivo a capire, mi disse: eravamo talmente stanchi che anziché andare a giocare, per noi la cosa più importante era andare a dormire. Molti padri di famiglia erano costretti ad emigrare per poter mantenere la famiglia e poteva capitare che i figli non sapessero nemmeno chi fosse il loro padre. In assenza dell'uomo di casa, tutto ruotava attorno alla figura della donna e dei nonni. Le famiglie, a differenza di oggi, erano costituite da più gruppi familiari aggregati, per cui molte volte chi aveva un genitore o un parente che emigrava poteva crescere anche senza un padre, un fratello maggiore o un nonno, se questi era ancora in età lavorativa. Questi nuclei familiari coesistevano all'interno di un'unica unità abitativa, in cui gli spazi erano equamente distribuiti. La mia famiglia era in Cutuardis che mangiavano. Non c'era in Cutuardis perché lavorava niente. Dopo si sono maritati la mia Emilia e la mia Silvia ognuno ci ha fatto il suo gruppo e sono lasciati stare soli. Ecco. Oltre alla sorveglianza di queste famiglie allargate, i bambini erano oggetto di una forma di controllo sociale all'interno della comunità. Erano forme educative molto diverse da quelle odierne. All'epoca non c'era il tempo materiale di seguire i bambini. Quando non accompagnavano le madri nei lavori agricoli, passavano moltissimo tempo da soli. L'esigenza di fare asili nasceva proprio dalla necessità di evitare che i bambini passassero le giornate aggirandosi da soli per i paesi. Questa situazione di abbandono educativo era dovuta al fatto che, in assenza del marito, la donna era chiamata ad occuparsi dei campi, oltre che della casa e degli anziani. Le donne nella Carnia di fine Ottocento, inizio Novecento, conducevano una vita estremamente difficile, erano sovraccaricate di lavoro.
Nel gestire l'economia della famiglia avevano a disposizione il denaro che ricevevano dal marito lontano, perché poche famiglie riuscivano a vivere delle risorse del territorio, come allevamento e agricoltura. Lavorare anche per le donne significava talvolta lasciare la propria casa ed emigrare. L'emigrazione interna era la più diffusa forma di emigrazione femminile. Nella maggior parte dei casi andavano a fare servitù nelle città. Nel caso dell'emigrazione maschile, invece, le mete privilegiate erano soprattutto l'impero austro-ungarico, la Germania e la Francia, dove c'era un forte sviluppo urbano e quindi c'erano moltissimi cantieri nelle città e moltissimi artigiani e operai vi trovavano lavoro. La percentuale di chi migrava era molto alta, per cui era alta anche la ricchezza che questi migranti riportavano in Carnia quando ritornavano. I soldi non venivano sempre nascosti sotto il materasso. Spesso venivano depositati in casse postali o in istituti bancari, che così avevano a disposizione la liquidità da destinare ad investimenti privati e allo sviluppo di politiche imprenditoriali. Emigrare comportava rinunce, sacrifici e problemi, anche di ordine pratico, che si ponevano fin da subito, con la predisposizione di tutto ciò che era necessario alla partenza. Emigrare riservava tantissime incognite, anche se in molti casi la gente emigrava in luoghi sicuri, ovvero dove c'era già un gruppo di conoscenti attivo nelle città, per cui c'erano legami tra le persone e una sorta di passaggio di comunicazioni. Per il viaggio il preparativo principale era appunto la valigia, che conteneva qualche attrezzo solo nei casi in cui l'emigrante sapeva per certo dove avrebbe lavorato. Viaggiare senza eccessivo bagaglio era necessario, perché non sempre i viaggi erano agevoli. Tra fine 800 e inizio Novecento le vie di comunicazione in Carnia erano poco sviluppate. Quando la destinazione dell'emigrante era relativamente vicina, questi si muoveva a piedi nei mesi estivi. Ad esempio, c'erano emigranti di Paolaro che, per andare in Austria, salivano a piedi fino a Lanza, da lì arrivavano fino all'attuale confine con Rattendorf, per poi scendere in Carinzia. I pochi, è una percentuale minima, che, tra 800 e 900, emigravano oltreoceano dovevano arrivare fino a Trieste. Da lì si partiva con la nave per andare nelle Americhe. Il viaggio poteva durare anche 2 mesi. Generalmente si emigrava in gruppo fin dalla partenza. Gruppi di persone raggiungevano insieme la località prescelta, in genere guidate da persone che avevano già vissuto l'esperienza dell'emigrazione, che sapevano già quali potevano essere le strade, cosa fare in caso di difficoltà e, soprattutto, conoscevano già la lingua. Nella maggior parte dei casi, trattandosi di operai, era frequente l'emigrazione in gruppi di 4-10 persone, che negli anni imparavano a lavorare insieme. Erano vere e proprie squadre di operai, con artigiani che si trasferivano e in qualche caso facevano fortuna e aprivano attività all'estero. L'emigrazione qui a Vergegnis era strutturata in questo modo. La partenza era prevista per il mese di febbraio, fine febbraio, primi di marzo, e il rientro in luogo era alla fine di novembre, primi di dicembre. Ovviamente emigrazione stagionale. Era strutturata però in un certo modo. I lavoratori si riunivano in compagnia di 8 più 2 e precisamente gli 8 erano capo operaio che faceva da conduttore degli 8, muratori in numero di 3, manovali 2 e un carpentiere più 2 bambini. I cosiddetti 8 più 2 erano questi e erano organizzati in maniera tale che a un certo momento i 2 cosiddetti bambini dovevano nell'arco dei 3 anni successivi imparare i mestieri. Anche se le migrazioni di gruppo davano un minimo di sicurezza a chi si avventurava all'estero, restavano molte incognite. Quelle che più impresserivano erano legate all'effettiva esistenza della possibilità di lavorare, una volta giunti a destinazione. Gruppi socialisti e anche alcuni gruppi legati al mondo cattolico, tra fine 800 e gli inizi del Novecento, crearono i segretariati dell'emigrazione, delle realtà che aiutano gli emigranti in tutti gli aspetti pratici dell'emigrare, dalla scelta del paese in cui migrare all'acquisto del biglietto della nave, al lavoro e all'alloggio, fornendo informazioni sugli stati che offrivano le maggiori e le migliori opportunità di lavoro.
Alcuni borghesi di idee socialiste fondarono le cooperative, una forma di sviluppo attraverso la quale si cercava di valorizzare il lavoro e le competenze presenti sul territorio e anche le risorse, in modo tale da non erogare semplicemente lavoro, ma creare partecipazione al lavoro. Alcuni parroci organizzarono corsi di formazione per insegnare a valorizzare i prodotti o i risultati dei propri campi o delle proprie stalle. C'erano scuole domenicali finalizzate all'insegnamento di nuove tecniche agricole. Alcuni parroci fondarono anche latterie sociali, ad esempio a Raveo nel 1883, e promossero iniziative come il centro di selezione della razza bovina, affinché i bovini presenti nelle stalle potessero migliorare producendo più latte e carni migliori. Con lo storico Denis Baron abbiamo accennato ai temi più rilevanti dell'emigrazione in carne agli inizi del Novecento. Anche se questo argomento richiede studi più approfonditi, noi ci siamo impegnati al massimo per presentarlo nel modo più semplice possibile.